Premiazione staffetta 4x50 stile maschile, terza formazione classificata, l'oro, il bronzo, Ceccon Creazzo, Venturini Zausa, Leosport. Secondo posto medaglia d'argento, Nicetto, Frigo, Guidolin, Veller, Team Veneto. E primo posto medaglia d'oro e vincitori in 1:31:03, Lombini, Gobbo, Pignatti, Vimercati, De Hacker Team. E intanto noi siamo alla presentazione della prima serie 400 stile libero femminili. Corsia numero 1 Alicia Cren, polisportiva Riccioli. Corsia numero 2 per il team Veneto, già medagliata in categoria nello stile libero, è stata quest'anno argento nei 5 km agli indoor e già nazionale giovanile di fondo agli Euro Junior di Piombino, con la medaglia di bronzo in quell'occasione, Eleonora Brotto. Corsia 3, i colori del team Veneto, Lucrezia Delantone. Corsia 4 la ritroviamo per le Fiamme Oro Roma, già nazionale assoluta, medagliata di staffetta 4% stile libero e 4% stile mixed, Giada Galizzi. E siamo alla corsia numero 5, primatista italiana ragazze e junior degli 800 e primatista ragazze dei 1005. È stata medaglia d'oro agli Euro Junior di fondo a Marsiglia e soprattutto bronzo agli Euro Junior in vasca a Netanya e finalista ai mondiali di Indianapolis negli 8 e 1500, Giulia Salin. Corsia 6, Ludovica Zarpellon, Team Veneto. Alla 7, Leonora Marin, Team Veneto. Alla 8, Giulia Grasso, Padova Nuoto. Intanto siamo ai 300 metri con Giulia Fraccaro, Team Veneto, anche lei già medagliata ai giovanili nelle gare lunghe dello stile libero e medagliata agli indoor di fondo nella 5 km. Fraccaro classe 2001, portacolori del Team Veneto. E siamo alle ultime bracciate, Giulia Fraccaro completa vincendo la seconda serie, il suo tempo 4:21 e 33. Maria Vittoria Baldin 4:23 e 25, Giulia Pavanello sale in terza posizione 4:27 e 21.